Bentornati nel nuovo aggiornamento con le previsioni meteo. Andiamo subito a vedere la tendenza nel corso dei prossimi giorni. Allora, quello che si raffigura il satellite, ovviamente le precipitazioni che abbiamo avuto in corso di queste ore si stanno attenuando la giornata di mercoledì sera e un minimo depressionario intanto sulla Gran Bretagna, anche bello fresco, che porterà un netto peggioramento a partire da giovedì. E si vede appunto dalla mappa come la giornata di giovedì avremo l'assistenza di correnti fredde e instabili che cominceranno a portare un incremento della instabilità a partire dalla serata lungo i Balcani e poi successivamente nella giornata di venerdì soprattutto sulle coste adriatiche. Sarà più venerdì proprio il passaggio dei fenomeni, quando il nord risulterà senza fenomeni, un aumento di spazi soleggiati. Al centro invece qualche isolato temporale che assisteremo invece tra le Marche e l'Abruzzo. Questi due settori verranno addirittura le prime nevicate al di sotto dei 1000 metri. Addirittura saremo su una quota tra i 1000 e i 1200 metri nel corso di venerdì e sabato. Poi avremo anche qualche possibilità di veloce piovasco anche sul basso Lazio, mentre altrove non assisteremo a nulla di che. Per quanto riguarda il sud, qualche temporale sarà possibile sul Molise, sulla Puglia, sulla Basilicata, ma attenzione perché entro la serata avremo i fenomeni diretti nella Calabria e ovviamente sulla Sicilia settentrionale. Questo è quello che dimostra ovviamente nella giornata di venerdì, quando il calo termico sarà più decisivo, i venti da nord soffriranno in modo importante e nella giornata di sabato la spinta di questi venti molto più freddi e del minimo ovviamente collocherà un maggiore addessamenti sempre sulle Marche e sull'Abruzzo, dove qui continueranno i fenomeni e saranno sempre nevosi a quote addirittura oltre i 900 metri. Per quanto riguarda altrove i settori come per esempio la Toscana, l'Umbria e il Lazio si terranno a più schiarite. Al sud invece l'instabilità continuerà sempre sulla Sicilia settentrionale, su quella orientale e sulla bassa Calabria tirrenica. Anche qui avremo possibilità di locali temporali. Avremo anche delle piogge comunque intermittenti anche sul Molise, in modo particolare sulla Puglia, sulla punta ovviamente dell'Italia, con la Basilicata che potrà essere coinvolta anche in questo caso. Più sole ovviamente si starà sempre sulla Sardegna e sulla Campania. La giornata di domenica, ve lo accenno, ci sarà ancora della residua instabilità, in modo particolare ovviamente sulla Calabria, anche in questo caso, e sempre sul Molise, sulla Puglia e sulla Basilicata. Possibilità anche sulla Calabria e sulla Sicilia settentrionale per qualche probabile locale temporale, ma comunque in rapida attenuazione, mentre al nord vedrà sempre più sole, maggiori schiarite e in un contesto, come ricordo, attenzione al mattino, sempre freddino per quanto riguarda le temperature minime. Per quanto riguarda la tendenza dell'inizio di dicembre, a partire dal 3 di dicembre c'è un'ipotesi che cresce, cioè l'arrivo di una possibile fase nuovamente instabile, comunque rapida, a partire dal versante ligure. Potrebbe formarsi una perturbazione di matrice atlantica che porterà quindi l'arrivo di qualche rovescio di pioggia soprattutto sulla Toscana e poi ovviamente sul resto del nord Italia. Possibilità anche del coinvolgimento della Sardegna. Tutto questo mette da valutare, ovviamente ne riparleremo in modo da confermare o smentire questa tendenza. Grazie per la visione, intanto vi aspetto ovviamente nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Seguiteci sempre per non perdere i prossimi contenuti.